Giovanni e Paolo erano due fratelli di una famiglia nobile di Roma. Uniti dalla fede in Cristo, vivevano sempre insieme fino al loro glorioso martirio. Scelti dall'imperatore come scudieri per sua figlia, svolsero il loro compito con onore e fedeltà. L'imperatore, con la sua fede cristiana, portò al trionfo la croce di Cristo, sconfiggendo gli idoli pagani. Dopo la morte dell'imperatore, salì al trono Giuliano, noto per aver rinnegato Cristo e perseguitato la Chiesa. Giovanni e Paolo, rifiutandosi di servire un imperatore pagano, abbandonarono il loro incarico, rinunciando agli onori e ai privilegi. La loro decisione attirò l'attenzione di Giuliano, che ordinò di catturarli e di dare loro 10 giorni per scegliere, sacrificare a Giove o morire tra atroci tormenti. Chiamati a giudizio, Giovanni e Paolo accolsero con gioia il tempo concesso. Distribuirono i loro beni ai poveri, sapendo che avrebbero trovato accoglienza nei cieli eterni. Alla scadenza dei 10 giorni furono chiamati a sacrificare a Giove. «Preferiamo morire», risposero con coraggio, «adoriamo l'unico vero Dio, creatore del cielo e della terra». Il capitano delle guardie imperiali insistette: «L'imperatore comanda di obbedire». «Senti», risposero i due fratelli, «se Giuliano è il tuo Dio, affidati a lui. Noi serviamo solo Gesù Cristo». Le parole dei fratelli infiammarono la rabbia del capitano, che li condannò ai tormenti, ma temeva la reazione del popolo. Decise quindi di ucciderli in segreto, facendo spargere la voce che erano stati esiliati. Con questa intenzione, il capitano e i suoi soldati entrarono nella casa dei due fratelli, li decapitarono e seppellirono i corpi in un luogo sconosciuto. Tuttavia, la verità non poteva essere nascosta. Spiriti maligni, che possedevano molti corpi, cominciarono a gridare ovunque il destino dei due martiri. Lo stesso figlio del capitano, posseduto da un demonio, fu portato dai cristiani al sepolcro di Giovanni e Paolo. Lì fu miracolosamente liberato. La notizia si diffuse rapidamente per tutta Roma. Molti, vedendo questo miracolo, credettero in Gesù Cristo. Tra questi, lo stesso capitano. Commosso dal miracolo che aveva guarito suo figlio, abbandonò gli dei pagani e si convertì al cristianesimo. Per onorare i due fratelli martiri, fece costruire una basilica sontuosa dedicata a loro. E così la fede e il sacrificio di Giovanni e Paolo continuarono a ispirare e illuminare le vite di molti, ricordandoci che la vera forza sta nella fede e nella capacità di difenderla a qualunque costo. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.